nome del professor Papaccio, che ringrazio in maniera particolare per essere qui con noi stasera. E capisco già le tifoserie come sono, quindi io ho già fatto la mia parte. Volevo solamente dire che noi stasera presentiamo questa realtà mestrina, che però è presente nel nostro territorio, e voglio ringraziare l'amico Marco Ladiana, che normalmente organizza delle uscite del sabato. Lui avrebbe pensato, per chi vuole, e se il tempo è clemente, che sabato 9 alle 3 ci troviamo davanti alla torre civica, chi vuole, e potremo fare un percorso, vedere le cose di cui parleremo questa sera. Se il tempo è clemente, perché ho visto che forse non c'è... Quindi, diciamo, Marco Ladiana sarà presente alle 3 davanti alla torre. Chi vuole venire deve dare il proprio nome e cognome fuori per avere un numero, sapere quanti sono, e poi se è bel tempo faremo il giro. Se è cattivo tempo andremo solamente all'interno della torre o all'interno della biblioteca civica, perché ci sono due cose molto interessanti da vedere che hanno attinenza, ma non voglio assolutamente anticipare nulla, perché il protagonista di questa serata è il professor Manno per tutta la durata del nostro programma, ma soprattutto il professor Papaccio, che non ha bisogno di presentazioni, visto che c'è la tifoseria che è molto numerosa. Professor Manno, grazie. Dobbiamo cambiare sede qua, dobbiamo parlare con qualcuno perché non ci stiamo, non possono rimanere in piedi. È vero, hai ragione Cesare, grazie Cesare di tutto. E se la sala di stasera è così gremita, credo che questa sia l'ennesima dimostrazione di quanto il tema di Mestre, dell'identità di Mestre, è sentito dalla cittadinanza. E devo anche aggiungere che se siamo così tanti qui stasera è possibile perché da decenni tante persone si sono impegnate per studiare la storia di Mestre, per far emergere questioni, problematiche, manufatti, monumenti, eccetera, che erano stati quasi dimenticati. E sicuramente tra le istituzioni che più di tutte hanno contribuito a questa sensibilizzazione della cittadinanza, bisogna ricordare il Centro di Studi Storici di Mestre, che, ripeto, da decenni si sta adoperando, pubblicando numerosi testi di approfondimento sulla storia di Mestre. Non abbiamo il tempo per enumerare tutti gli studiosi e le persone che se ne sono occupate, ma io vorrei quantomeno ricordare i nomi almeno di 3 di questi studiosi. Il primo è Marco Sbroggiò, che ha studiato, pensate agli inizi degli anni 90, la storia delle mura medievali di Mestre. Poi vorrei ricordare gli studi veramente pionieristici, perché condotti in archivio di Stato di Adriana Gusso, che ha veramente dato tanto a questa città. E infine, e mi dispiace per tutti gli altri che non posso menzionare perché altrimenti andrei fuori tema, ma infine sicuramente gli studi di un ordinario dell'Università di Ca' Foscari, che è Vladimiro Dorigo, il quale ha scritto 2 saggi fondamentali per la ricostruzione della storia di Mestre, soprattutto delle sue mura, ma anche del suo impianto urbanistico. Noi sappiamo che Dorigo poi era un appassionato di urbanistica, ha scritto tantissimo anche di questo, oltre ad essere un maestro dell'archeologia. Ma, ripeto, se siamo così numerosi dipende anche, per citare le ultime iniziative, anche da alcune riunioni, da alcuni convegni, eccetera. Ne cito uno per tutti, organizzati nel passato, e questo è quello che è stato svolto proprio in questa stessa sala nel maggio dell'anno scorso. È stata una conferenza domenicale straordinaria organizzata dall'Istituto Italiano dei Castelli, e all'interno della quale sono state anche avanzate delle interessantissime proposte di valorizzazione dei manufatti che ci rimangono a Mestre. Questa conferenza la potete vedere
registrata su YouTube e vi invito a farlo perché lì ci sono veramente tanti contributi che non avrebbe senso che io citassi in questa occasione. Il progetto Venezie, come anticipava prima Cesare Campa, ha delle finalità diverse, sono diciamo meno ambiziose, siamo più, come dire, più giovani di tutte queste figure di organizzazioni, di associazioni di studiose che ci hanno preceduto. Però nel nostro piccolo a noi preme valorizzare il modello, il plastico di ricostruzione della Mestre medievale, che è l'argomento principale di cui parleremo stasera e del quale il professor Pappaccio ci dirà in modo approfondito. E vorremmo che, oltre a valorizzare i manufatti che restano in giro per la città, ci fosse proprio una valorizzazione di questo manufatto, di questo plastico. Perché vi assicuro, e so che molti mestrini a volte non lo conoscono, è assolutamente straordinario. Assolutamente straordinario. Perché è una ricostruzione scientifica di quello che era Mestre nel Medioevo e in particolare delle mura realizzate dopo, appunto, durante la dominazione veneziana. Ed è questa la ragione per cui mi sono permesso anche di invitare Barbara Vanin, che è a mio fianco, che è la responsabile del servizio VEZ, quindi della biblioteca civica che voi conoscete e della rete anche delle biblioteche di Venezia, ma in particolare della VEZ che si trova a Villa Erizzo, che voi conoscete e che se per caso non conoscete vi invito ad andare a visitare perché è veramente una struttura culturale straordinaria. Io spesso parlando con gli amici dico il futuro di Mestre sta alla VEZ, perché se voi andate alla VEZ semplicemente a fare 2 passi trovate tutti i giovani concentrati lì che studiano. Il futuro di Mestre sta alla VEZ e il modellino di Mestre, il plastico di Mestre di cui parleremo stasera, penso che non abbia posto e luogo migliore per essere conservato ed esposto, perché è lì che può essere visto da coloro che appunto vivranno in questa città. E volentieri cedo la parola a Barbara perché ci dica 2 parole e ci porti un saluto di questa meravigliosa realtà mestrina. Grazie. Scusatemi, ho veramente poca voce, quindi sarò anche breve per questo. E vi ringrazio infinitamente per l'invito e per l'opportunità che ci avete dato come Rete delle Biblioteche di essere qui. Grazie al Presidente Campa, al Professor Manno e ovviamente anche al Professor Papaccio. In particolare al Professor Papaccio, perché aveva questa bellissima cosa nella sua scuola e ha voluto donarla alla biblioteca civica. E quindi era il 2021, quando il plastico, eravamo in piena pandemia, quando questo bellissimo plastico è entrato in VEZ ed è stato collocato nel salone centrale, il salone nobile. Gli abbiamo costruito una teca molto bella, però un po' oscura questo plastico, perché visto senza teca era veramente meraviglioso, comunque è di magnifico effetto. Abbiamo fatto un importante evento celebrativo di questo dono in occasione dei 100 anni dell'Istituto Berna. Quindi per noi è questo dono è stato veramente un arricchimento per la biblioteca e anche per la villa. Perché non so quanti di voi siano mai entrati in biblioteca, non quando era Enel, quando si pagavano le bollette in quella villa, però Villa Erizzo o Erizzo, dipende dalle scuole, è una villa che può essere considerata il centro
il centro e il cuore di una Mestre che si è trasformata nei secoli. La villa era lì già nel 1686. L'oratorio della villa è stato consacrato da Andrea Erizzo proprio alla fine del Seicento, e la villa poi si è sviluppata nella seconda metà del Settecento come Villa Veneta, quindi una residenza della famiglia che voleva ovviamente in terraferma avere la sua villa di rappresentanza, di villeggiatura, il suo centro produttivo, e una villa che ha visto con i propri occhi, dalle proprie finestre, mutare il paesaggio mestrino. Una villa che aveva un parco che da Piazzale Donatore di Sangue, dove aveva l'ortiglia, quindi diciamo l'orto a servizio della villa, andava fin oltre la ferrovia, un parco con statue e alberi secolari. E via via, nel corso dei secoli e degli anni, le trasformazioni urbane che l'hanno sempre vista al centro, la costruzione del Foro Boario, la costruzione del Palazzo delle Poste, e quindi possiamo dire che il plastico ha trovato proprio la sua collocazione ideale. Questo momento mi dà l'occasione per invitarvi a visitare non solo la biblioteca ma la villa in sé. Noi organizziamo delle visite guidate, Marco Ladiana ci ha anche aiutato a ricostruire la storia anche dell'oratorio, e quindi lo ringraziamo per questo. Organizziamo delle visite su prenotazione ovviamente, non solo dei servizi della biblioteca ma anche della storia della villa, e avrete quindi anche l'occasione di vedere l'oratorio, la cappella che normalmente non è accessibile al pubblico. Siamo anche in un momento di piena trasformazione, di ulteriore trasformazione e di ampliamento. Noi speriamo entro la primavera di poter inaugurare la nuova biblioteca, quindi la nuova ala che si sta costruendo sul retro della villa, e quindi ve ne daremo ovviamente comunicazione, ma siete già tutti invitati. Quindi mi fermo qui, grazie mille. Per te. È venuto il momento di presentare il protagonista di questa serata, che è Giovanni Papaccio. Giovanni è laureato in conservazione dei beni culturali e, per farla breve, posso dire che la sua più grande passione è l'archeologia. E questa sua passione gli ha consentito, a partire dagli anni 90, di seguire quasi tutti, correggimi Giovanni se sbaglio, quasi tutti gli scavi più importanti realizzati a Mestre, e quindi gli ha consentito anche di raccogliere materiali preziosi e di vedere di persona quello che è emerso durante questi scavi. Giovanni è anche un insegnante di materie umanistiche presso l'Istituto Berna, e mi fa, anche come insegnante quale sono stato io, mi fa molto piacere vedere i suoi allievi che sono venuti qua ad ascoltarlo, e penso che abbiano veramente una grandissima fortuna ad avere in classe una persona di questo livello. E difatti Papaccio, oltre a questi interessi che ho descritto sinteticamente, è stato anche l'ideatore presso l'Istituto Berna di un laboratorio di storia e modellismo, ed è proprio da questo laboratorio che è nata l'idea di realizzare un plastico di Mestre, che appunto, come ci ha detto Barbara poco fa, poi è stato, una volta realizzato e completato, donato alla Biblioteca Vezzi. Come presentarlo per poi passargli subito la parola? Spero che lui non ne abbia, ma io vorrei paragonare Giovanni a Marco Polo. E lui subito mi dirà com'è possibile. L'aggancio, il pretesto che mi consente di fare questo paragone è un'opera di Italo Calvino, che molti di voi conosceranno, e mi riferisco alle Città Invisibili,
che è costruita proprio nel dialogo che avviene fra Marco Polo, di cui ricorre, no, il centenario proprio quest'anno, Marco Polo, e il Gran Khan Kublai. Tutte le città invisibili che vengono raccontate al Gran Khan sono il frutto di viaggi di Marco Polo, viaggi apparentemente reali, avvenuti sul territorio, ma sono anche viaggi mentali. Spesso sono viaggi della memoria. Queste città invisibili sono partorite dalla memoria di Marco Polo e questi viaggi spesso si svolgono nel passato. Ebbene, costruire un plastico che ricostruisca, che rimetta, cioè ci dia un'immagine delle mura di Mestre che sono per la maggior parte scomparse, significa descrivere un'altra città invisibile, non del tutto invisibile perché alcune emergenze sono sopravvissute fortunatamente, ma quello che conta è lo sforzo fatto da Giovanni e dai suoi collaboratori naturalmente, perché ritornare nel passato, scavare, fare archeologia, andare in archivio, andare in biblioteca, significa compiere un viaggio e ritornare poi davanti al Kublai Khan, ma in questo caso davanti a un'assemblea come la nostra, e raccontarci quello che ha visto Giovanni e i suoi collaboratori nel passato. E con questo io gli cedo la parola. Grazie. Grazie mille. E non nascondo la mia emozione, spero di non mettermi a piangere come al solito. E, comunque, questa sera vi presento il risultato di un puzzle costruito in circa 3 anni di lavoro e che ha coinvolto moltissimi studenti e studiosi di storia medievale, locale e veneta. E tutti hanno partecipato con entusiasmo a questo progetto, che nasce esattamente 30 anni fa. 30 anni fa un giovane studente di archeologia va dalla professoressa, una luminare dell'archeologia medievale, e dice, a chiedergli la tesi. E dice, prof, io vorrei fare la tesi sul castello di Mestre. Lei mi guarda e mi dice, Giovanni, tu farai la tesi sui frammenti scultorei del Duomo di Vicenza. E per i 2 anni e mezzo successivi io sono stato al Duomo di Vicenza a studiare frammenti scultorei altomedievali e del Castello di Mestre non se ne è più parlato. Ma quei 2 anni seppellito nella cripta del Duomo di Vicenza mi hanno aiutato a creare un metodo di lavoro, un metodo di indagine storico-archeologica che io, con i mezzi insomma, che attualmente siamo riusciti a mettere in campo, come scuola, come collaboratori che mi hanno seguito in questa avventura, e oggi sono a presentarvi un po' questi risultati. Faremo proprio un viaggio dentro al plastico, perché vi presenterò un breve video che è stato presentato l'anno scorso alla settimana dei castelli, e non posso non citare quello che ha la colpa di tutto, che è il signor Toluzzo, che non so se è presente, che è il genitore che ha visto quello che facevamo a scuola, lui occupandosi di tutela dei beni culturali, ha detto, ma perché non vi buttate su questo progetto? E io, da Amir Maksimovic e Alberto Camuccio, che gestiamo questo laboratorio, ci siamo guardati, ha detto, è venuta fuori l'antica fiamma. E vabbè, ovviamente tutto ciò senza i ragazzi. Allora, sapevo che non ce l'avrei fatta a resistere, chiedo scusa. Vabbè. Allora, per capire il Castelnuovo bisogna capire che a Mestre di castelli ce ne sono stati 2. Il primo castello, allora dovete guardare l'immagine di sinistra, vedete le linee nere? Quella è il Marzenego. Il Marzenego ha una caratteristica molto particolare, che si divide in 2 prima di Mestre e poi si riunisce, formando una vera e propria isola. Strategicamente questa cosa era interessantissima. Il vescovo
il conte vescovo di Treviso nell'XI secolo, quindi l'anno 1000, decide di fare un primo insediamento e lo vedete segnato con Castelvecchio. L'area dell'ex Umberto I, ok? E questo castello durerà per 4 secoli. 4 secoli di avventure veramente incredibili, perché sarà sottoposto a moltissimi assedi da parte di diversi eserciti. Noi di questo castello sappiamo veramente poco, sappiamo che c'era una casa del capitano, c'era una chiesa, c'era un edificio per la milizia. C'erano 3 torri di guardia, inizialmente di legno, non c'era neanche una muratura, c'era inizialmente semplicemente una parengata, cioè una palizzata con rovi, e poi questa struttura, un po' alla volta, nei suoi 4 secoli di vita, riuscirà ad acquisire una struttura vera e propria di castrum. Però l'area era un'area veramente difficile da gestire, perché, come vi fa ben capire la sua posizione, era soggetta a continue inondazioni. L'area, i documenti parlano in continuazione di una zona malsana, piena di zanzare, malattie e quant'altro. Le strutture stesse tendono a rovinarsi nel giro di poco tempo. Nel 1337 Mestre passa sotto il dominio dei veneziani, quindi dopo secoli di dominio trevigiano passa sotto ai veneziani. E ormai il castrum vetus sta decadendo e quindi il Senato veneziano decide che Mestre va fortificata. Mestre va fortificata nel cosiddetto borgo di Mestre, perché all'epoca i borghi che costituivano Mestre erano ben 3. Il borgo di Mestre propriamente detto dell'XI secolo, il borgo del XIII secolo, il borgo di San Lorenzo che sorgeva nell'attuale piazza Ferretto, e un terzo, nato invece nel XIV secolo, il borgo di Santa Maria Ospitale. Ospitale vi fa venire in mente ospedale, ma non era ospedale, ospitalità, la casa dei battuti, e quindi l'attuale casa di riposo. Quindi per immaginare la Mestre medievale voi dovete immaginare questo castrum nell'area dell'ex ospedale Umberto I, un piccolo borgo intorno al Duomo, che ovviamente c'era la chiesa precedente, e un altro invece nell'incrocio di quelle strade che poi diventeranno fondamentali nel Castrum Novum, che sono via Palazzo, via Caneve e via Torre Belfredo. E questo borgo aveva anche 3 porti. Intendiamoci cosa sono porti, sono più delle rive che permettevano, poi vedrete la ricostruzione, delle rive che permettevano lo scambio, l'approdo delle barche e lo scambio delle merci che poi provenivano dall'entroterra e ripartivano per Venezia o per gli altri luoghi. Quindi abbiamo un porto di Mestre proprio qua fuori dalla finestra, qua sull'ansa del Marzenego, dell'ansa del ramo nord, un borgo di San Lorenzo dove c'è il ponte della Campana, nel lato della piazza, lato sud, e poi la Ripam dei Collalto. Questi Collalto tornano tante volte nella storia di Mestre, perché appunto la prima denominazione della torre sarà proprio Casa Torre dei Collalto. E quindi il Senato veneziano deciderà di costruire questo Castelnuovo nell'area indicata dal cerchio rosso grande, sostanzialmente l'area compresa tra l'attuale torre e più o meno il palazzo del municipio.
alzi la mano chi tra voi, guardando la torre, non ha sempre pensato di essere all'interno del castello antico. In realtà no, la Piazza Ferretta è sempre stata fuori, la vedete qua? E quindi il Castel Nuovo, quello che noi abbiamo riprodotto, si trova a nord. Il Senato decide, in economia, di costruire questa cinta muraria che sarà fornita di 17 tra torri e torresini. Vedremo dopo che differenza c'è tra torri e torresini. E ci metteranno più di 20 anni a costruirlo. E quindi i problemi della costruzione si riverseranno anche sulle strutture già costruite. A un certo punto il Senato, visto che i lavori tardavano, decide di costruire un fortilicium, sostanzialmente un donjon, un ridotto difensivo attorno alla torre, che forse è la cosa più stupefacente che c'è nel plastico, perché è qualcosa del quale non si ha nessuna memoria visiva. Poi vedrete bene, è il fortilicium di cui abbiamo notizie molto precise nel decreto di erezione del Senato 1392. Questo fortilicium era proprio attorno alla Torre di Mestre. Ne abbiamo trovate tracce archeologiche, abbiamo trovato le tracce dei ponti levatoi e quindi poi ricostruirlo è stato veramente un po' trovare una città invisibile. Il plastico attualmente è conservato presso la biblioteca Betz di Villerizzo e adesso vi invito a fare a volo d'uccello un viaggio sopra alla Mestre del 1405. L'abbiamo riprodotto in primavera con i campi verdi, con gli alberi da frutto belli carichi e con gli animali al pascolo. Adesso vi faccio vedere questo video e speriamo insomma che vi piaccia. Vediamo se ci riesco. E questo è il plastico che vedete, è fatto in parte con la stampante 3D, in parte con tecniche molto più basilari, segatura, polistirolo e quant'altro. È in scala 1:220 e misura quasi 4 metri quadri. Quello che voi vedete è la torre dell'orologio da Piazza Ferretto e quindi vedete il fossato, vedete il fortilicium con il ponte levatoio. Come vedete il ponte levatoio è doppio per i pedoni e per i carriaggi e la cinta muraria era caratterizzata da una serie di arcature interne con colonne che servivano da rinforzo. Alle torri si alternavano i torresini. Cosa sono i torresini? Sono delle torri chiuse solo su 3 lati, a differenza delle torri che sono chiuse su tutti i lati. Il torresino ha sostanzialmente il compito di rendere più robusta la cinta muraria, ma ha anche una funzione ovviamente di difesa e una volta conquistata dal nemico non può essere difesa dal lato interno perché appunto è senza pareti. Come vedete, per l'accesso alle mura abbiamo fatto il cammino di ronda, del quale abbiamo potuto prendere le misure nel tratto di mura sopravvissuto, e l'accesso vero e proprio avveniva tramite degli scalandroni lignei. Vedete qua il fortilicium, la torre proprio più vicina a noi è la torre di Cademusto, che ha questa forma così particolare e vedete come i 2 accessi sia verso via Palazzo come verso il borgo di Mestre, la struttura deve avere in passi veneti. Sento la mia voce, siamo in 2 probabilmente qua, e erano garantiti da questi ponti levatoi. Di quel ponte levatoio noi abbiamo trovato le tracce archeologiche che poi vi farò vedere. Un'altra particolarità qui vedete sulla destra il foro boario per il commercio degli animali vivi, mentre invece all'interno c'era il commercio delle verdure.
E questa è la Torre Mozza, è la torre dei Cadelena che è di fronte all'entrata della casa di riposo di Mestre, che ha una forma particolare perché è poligonale. L'abbiamo fatta in fase di costruzione, quindi abbiamo riprodotto il cantiere perché non ci sono notizie certe relativamente alla sua conclusione. Come vi avevo anticipato in precedenza, la viabilità interna era sostanzialmente su terstrade. Qua vedete via Palazzo, che si è conservata quasi completamente rispetto alla Mestre medievale. Questa è via Torre Belfredo. Tutti i palazzi antichi sono stati rilevati, misurati e riprodotti in 3D. E poi stampati. Laddove non avevamo certezza della presenza di palazzi, sono stati fatti per similitudine. La terza via è quella che vedete qui, che dà sulla porta di Piazza Altinate, che è via Caneve. Caneve sono i magazzini, e invece questa è la chiesetta, la chiesa di San Girolamo. La chiesa di San Girolamo 1261 ci ha posto un problema, la sua facciata. Abbiamo quindi interrogato lo IUAV, dei professori di architettura veneta, e è stata proposta questa facciata, che ovviamente non è certa perché non abbiamo documentazione certe, ma per similitudine con strutture simili essa è tripartita con delle paraste e con il rosone centrale. Se voi entrate all'interno di San Girolamo e guardate l'arco trionfale sopra l'altare, vedete nettamente la posizione dei tetti tripartiti come li abbiamo fatti noi. Questa è la famosa Riviera Magellano, questa. La Ripam dei Collalto. La famiglia di Collalto riceve la possibilità di avere una propria riva privata lungo il ramo nord del Marzenego, e quindi noi abbiamo riprodotto i magazzini che ne garantivano l'utilizzo. Tutta la Mestre antica ha una articolatissima rete acquea. Qui vedete il ramo nord del Marzenego, che sullo sfondo si unisce con il ramo sud. Quella punta che vedete è sostanzialmente come si chiama adesso, dove c'è il Cialdini, Piazza Cialdini lì. E come vedete il ramo nord era molto vicino stranamente al fossato. Il fossato artificiale è comprovato da scavi archeologici, è stato trasformato poi, soprattutto la parte proprio che vediamo qui in queste immagini, in epoca recente 600-700 in pesciera, mentre l'altro è stato lentamente obliterato. Voi sostanzialmente quando percorrete via Spalti state calpestando il fondo del fossato. Le torri e i torresini sono tutti documentati o archeologicamente oppure dal punto di vista documentario. C'è un lato che pone problemi agli studiosi, è il lato nord. Nel lato nord, infatti, non abbiamo la piantina del Barcella, non è generosa di informazioni in tal senso, e quindi so che anche Manno sta studiando come doveva essere quel lato lì. Noi abbiamo, come da tradizione, riprodotto le due torri. Il tempo corre, quindi io bloccherei il video. Vi invito anche dopo questa breve conferenza, se volete, di andare alla Vez a vederlo, che chiude alle 8, e invece volevo farvi vedere un po' quali sono stati i problemi che noi abbiamo affrontato. Il primo problema è stato il circuito delle mura. Com'è che facciamo a decidere dove passavano di preciso le mura? Va bene, allora, prima cosa, una pianta catastale della Mestre attuale in scala 1:220. Su questa noi abbiamo posizionato
tutto ciò che siamo certi esista. Ecco, queste sono le tracce visibili del castello di Mestre. Lo vedete, ha la forma come di uno scudo, dove l'apice è proprio la torre dell'orologio. Quali sono? Alcuni li conoscete, la casa torre dei Collalto, che ha subito diverse trasformazioni. Qui siamo dentro il cortile dell'ex Cassa di risparmio di Venezia, che è quel tratto di muro nei pressi di Cademusto, vi ricordate quella torre poligonale? E poi abbiamo il Torresino presso la Torre Belfredo, col tratto di mura meglio conservato, anche se non l'unico, e che andrebbe sicuramente valorizzato. All'interno dell'istituto ex Parini c'erano le fondazioni in pietra d'Istria del tratto di mura che conducevano alla Torre Mozza. Dalla Torre Mozza, qua sul lato sinistro, c'è ancora un tratto di mura ben visibile, ancora innalzato di diversi metri, e poi si arriva al Ponte Longo. Il Ponte Longo siamo allo sbocco di Via Caneve, dove è segnato per terra con dei mattoni faccia a vista. Poi, per trovare qualche altro elemento, dobbiamo arrivare alla Fondazione del Torresino in piazzale Porta Altinate, Parco Ponci, insomma, come lo conosciamo noi. Ma questo non è tutto quello che c'è, perché 20 anni di scavi hanno messo in luce molti altri elementi che noi siamo andati a cercare e abbiamo composto questo puzzle. Eccoci qua, questa foto che vi sto indicando è fatta dalla cima della torre. E voi qua vedete le tracce di fondazione della avamporta, e quello che vedete qua di fianco non è altro che il battiponte, il ponte levatoio, cioè il supporto dove il ponte levatoio si appoggiava una volta alzato. E via San Rocco, che è la strada che voi attraversate quando dalla torre andate in via Palazzo. Via San Rocco è stato trovato l'attraversamento sia della cinta muraria sia del borgo. Allora, per chi non mastica materiale archeologico, quando io scavavo a Mestre, no, nei giorni di mercato, venivano lì e dicevano: Giovanni, per 4 Pierre Marse e ne altri qua non riuscivamo. Ecco, erano gli scavi per la posa delle fogne in Viale Garibaldi. E in effetti, insomma, ad occhi un po' estranei possono sembrare 4 Pierre Marse. Vi assicuro che un archeologo un po' si commuove. Allora, questo è in sezione il tratto della cinta muraria, mentre qui invece abbiamo pavimenti, abbiamo tratti di fondazioni delle case della Mestre del 1400. Qui invece siamo in via Torre Belfredo. La Torre Belfredo è stata demolita nel 1876. Diciamo che ce l'aveva quasi fatta ad arrivare fino a noi. E invece no. La proprietaria ha cercato di venderla al comune, il comune non aveva soldi e quindi è stata poi abbattuta, però le tracce sono state trovate e le vedete, camminandoci, vedete tracciate per terra la porta e l'avamporta. La Torre Vituria, vi faccio vedere dov'è, scusate. Allora, abbiamo fatto questo percorso delle torri, questa è Piazza Ferretto, noi abbiamo fatto questo tratto della cinta, questo è il lato nord, quello più misterioso, e siamo rimasti, non riuscivamo a trovare nulla della Torre Vituria, la torre che ci dava l'angolo di svolta della cinta muraria. Noi cosa sapevamo di questo tratto? Allora, l'immagine che voi vedete è il fotopiano della città di Mestre negli anni '80 con sovrapposta la pianta di Bonaventura Barcella, un umile dipendente del comune che ebbe la bontà di scrivere notizie storiche del castello di Mestre nel 1827 e fare questa piantina. Scrive tante cose giuste, molte invece sulle quali si può dubitare, però sicuramente ci ha lasciato questa carta che è piuttosto precisa. Insomma, della Torre Vituria non si trovava traccia. Noi sapevamo che c'era il Torresino più o meno a questa altezza, gli archeologi hanno trovato l'attraversamento della cinta muraria a 3/4 di via Caneve, ma di questa torre non si trovava niente, finché non è arrivata fuori questa foto qua.
Ma che bella foto! Una posa di un pozzetto dell'Enel in prossimità siamo più o meno di fronte all'Istituto Pacinotti. Eccole qua, queste sono le fondazioni, quella che con tutta probabilità, dico con tutta probabilità perché non è stato fatto uno scavo archeologico, questo non è uno scavo archeologico, questo è uno sterro di una società che doveva porre un enorme pozzetto. Questo pozzetto è stato posto, hanno rispettato per fortuna, c'era l'assistenza archeologica, la torre e quindi le fondazioni sono sopravvissute. E quindi abbiamo queste fondazioni risultavano esattamente in linea con la cinta muraria che è stata trovata dagli archeologi e quindi abbiamo potuto posizionarla nel plastico. Forse avete notato durante il video del plastico che a un certo punto c'era una processione di persone che si stava recando ad un funerale. Ecco, quelle persone si stavano recando in quest'area funeraria che voi dovete immaginare a lato della chiesa di San Girolamo, dietro sostanzialmente all'area del Toresino. Vi dico solo che allora, i figurini sono alti qualcosa come 4 mm e quindi non vi dico dipingerli e farli. Ma per decidere come era formata quella processione abbiamo scomodato il dottor Barbero, che abbiamo contattato, gli abbiamo spiegato che tipo di congregazione era, che tipo di funerale era e secondo lui chi avrebbe dovuto presenziare a quel rito funerario. E quindi seguendo le sue indicazioni abbiamo messo 2 armigeri, abbiamo messo dei religiosi, abbiamo messo un po' del popolo che segue la processione. Questo scavo, l'area del complesso di San Girolamo è stato scavato, come vedete, archeologicamente, è venuto alla luce anche un tesoretto aureo che poi è stato anche pubblicato. Questa invece è la fotografia della fondazione del Toresino in piazzale Altinate, come l'hanno trovato gli archeologi, vedete, con tutte le superfettazioni successive. Il secondo problema, ho ancora 9 minuti, il secondo problema era, sì, ma questa cinta muraria, quanto alta era, come era fatta, come facciamo a costruirla? Molti elementi ce li abbiamo nei giardinetti di via Torre Belfredo. Vediamo lo zoccolo in pietra d'Istria, aggettante, vediamo l'altezza complessiva, vediamo addirittura le buche pontaie che servivano per la manutenzione o la costruzione della cinta. All'interno abbiamo un'arcatura completa, abbiamo le dimensioni dei pilastri e in alto, quando si vede nella foto purtroppo, si vede anche lo spessore del cammino di ronda. Bene, abbiamo tutto? No. E i merli? Che merli facciamo? Ce ne sono tanti. È cominciata la caccia al tesoro. A caccia al tesoro tutte le fortificazioni dell'epoca, costruite in laterizi, che potessero darci degli elementi certi di qualcosa di simile che poteva esserci a Venezia e qui a Mestre. Abbiamo quindi cominciato a girare i forti. Sì, le cinte murarie. Qui siamo a Susegana, qui siamo a Soave, Noale e Cittadella. Alla fine le merlature scelte sono sostanzialmente quelle della cinta muraria di Cittadella come forma e dimensioni. Da Cittadella abbiamo preso anche questa particolarità, cioè il chiassetto, cioè il cesso sostanzialmente, il gabinetto delle guardie, ne abbiamo messi 2 o 3 lungo la cinta muraria, proprio perché queste guardie là dovevano stare e quindi abbiamo anche studiato questo, c'erano delle merlature scavate al loro interno con lo scarico che dava direttamente in testa agli assedianti. Il terzo problema era appunto il lato nord, qua qualcosa vi ho detto, vedete il grande pozzetto, vedete quello che si intravede dell'antica torre Vituria probabilmente. Perché? Perché nel lato nord sostanzialmente noi abbiamo poche cose. Abbiamo il torrione ottagonale, abbiamo un tratto di cinta muraria che ci dà la direzione, abbiamo un toponimo, via del Torrione,
e abbiamo un dislivello. Notatelo, quando siete all'altezza dell'incrocio tra Viale Garibaldi e Via Spalti, se voi notate, anche nel parcheggio dove attualmente ci sono gli uffici comunali, c'è un dislivello. C'è un dislivello che dà verso l'interno del castello e quello secondo noi andrebbe scavato. È ciò che resta degli spalti. Cosa sono gli spalti? Sono dei cumuli di terra sopra i quali sono state costruite le mura. Ho ancora 2 problemi da farvi vedere. Il quarto problema era il fortilicium, qua vi ho riportato la notizia del Senato che dice come costruirla. Vedete che si parla che deve essere ben serrata, che deve essere fatta di 5 passi veneti, quindi 14 passi circa, eccetera, eccetera. C'erano le misure, c'erano tutte, era solo questione di mettere insieme le informazioni che già sapevamo. Abbiamo tradotto i passi veneti in metri e con un certo stupore le cose sono tornate. Come fate a credermi che ciò esistesse? Quando siete in piazzetta Pellicani, guardate quello che resta della porta a sesto acuto che è stata murata presente sulla torre. Se voi guardate sulla parete della torre, si vede che era stata innestata una muratura che poi è stata tagliata, tranciata. Questa muratura la vedete sia sul lato appunto di piazzetta Pellicani, sia invece sullo stretto passaggio tra la banca e la torre. E tra la banca e la torre era proprio questo tratto di mura e si vede nettamente, studiando, si chiama stratigrafia degli alzati, insomma, studiando le superfettazioni che si sono susseguite, i tamponamenti, le aperture, si riesce a capire un po' la sequenza della storia di quell'edificio. E quindi voi, guardando dal lato, insomma, dal lato della torre, la parete, vedete chiaramente dove si innestava il tratto di cinta muraria e vedrete anche una finestra che è stata murata in parte e che invece costituiva l'accesso al cammino di ronda. Nella parte anteriore invece vedrete questo pezzetto di muro segnato in rosso che costituiva insomma parte dell'edificio e che attualmente è segnato con dei mattoni faccia vista. Se voi avete da un lato la scala che porta su alla torre, qua c'è un muretto, quel muretto è fatto di mattoni faccia vista. Non a caso è il segno che lì c'era questo tratto qua della cinta muraria. Il quinto problema, gli edifici del borgo di Mestre, nel senso che, come avete visto nel plastico, noi abbiamo riempito tutta la città di case. Nessuna di quelle case è messa a caso, ma è stata studiata e questa forse è stata la parte più entusiasmante, andare in cerca dei segni del Medioevo nelle case alle quali siamo abituati e non siamo abituati a osservare. Di Palazzo Moro, che è più o meno di fronte il Cinema Palazzo, si sapeva, è stato indagato archeologicamente, è stato trovato un pozzo, è stato scavato il pozzo al suo interno, sono state trovate le ceramiche, se guardate sotto le finestre sono ancora presenti tracce degli affreschi che la ornavano. E quindi questo sapevamo che aveva origini antiche, ci ha dato un buon punto di partenza. E quindi abbiamo poi inseguito, vedete qua un po', tutti gli edifici, tutte le case che abbiamo individuato come dei capisaldi in qualche modo stilistici per il nostro Medioevo. Ecco, una particolarità di Mestre sono questi pilastri rinforzati agli angoli dei porticati che se li notate e sono proprio tipici qua di Mestre e che costruiscono una cosa interessante. Ho ancora 2 minuti. Dentro al plastico abbiamo fatto degli errori appositamente per dare a chi lo guardava dei punti di riferimento. Noi sappiamo che il palazzo della Provvederia non c'era, la podesteria o Provvederia 1487.
E l'abbiamo fatta bianca, come abbiamo fatto bianche alcuni altri edifici di Via Palazzo. Perché? Perché come ci è stato suggerito dallo IUAV, le famiglie ricche riuscivano a intonacar la propria casa e quindi alcune le abbiamo fatte intonacate. Questo palazzo che costituisce insomma il palazzo medievale per antonomasia qui a Mestre, sapevamo che non c'era, ma l'abbiamo voluto mettere come punto di riferimento. Chiunque guarda il plastico, vede la scalinata della podesteria, capisce dove siamo, anche perché il municipio che c'è di fronte non l'abbiamo fatto. Se voi andrete a vedere il plastico vedrete che c'è un cantiere, così come per il campanile di San Girolamo. Non abbiamo trovato notizie certe della sua edificazione insieme alla chiesa e quindi abbiamo fatto il cantiere, così ci siamo salvati. Abbiamo poi fatto la casa ponte, Baissato per dirci, che aveva funzioni daziarie in epoca antica. Non siamo sicuri che ci fosse nel 1405. Il tempo è finito, ma dico l'ultima cosa. Ci vorrebbe tanto poco a valorizzare quello che abbiamo. Immaginate di essere in volo immaginate di essere in volo sopra a Torre Belfredo. Questi sono i giardinetti di Torre Belfredo, questa è la Torre di Mestre, questo è il torrione ottagonale. Allora, le aree che vi ho indicato in blu sono di proprietà del comune. Questo è un parcheggio. Trasformarlo in prato, metterci una passeggiata, delle panchine, delle luci che illuminano il tratto di mura, aprire il cul-de-sac dei giardinetti di via Torre Belfredo, andrebbero a costituire una passeggiata delle mura per quello che è rimasto e riuscirebbe a valorizzare quel poco, ma non così poco, che c'è della Mestre medievale. Ringraziamo ancora Giovanni Papaccio per le spiegazioni che ci ha fornito, per anche il video, tutto quello che ci ha mostrato. Io ne approfitto per fargli due domande di curiosità che spero gli diano la possibilità anche di approfondire alcune cose che magari ha dovuto tagliare al volo. Allora, la prima questione è una questione da studiosi, però spero che poi dopo susciti anche la curiosità dei presenti. Noi sappiamo che ci sono alcuni studiosi storici appassionati mestrini che hanno sostenuto che esistesse un circuito murario antecedente a quello di Venezia, tanto è vero che ci sono anche dei disegni ricostruttivi che mostrano un numero diverso di torri, eccetera, eccetera. La domanda è questa. Negli scavi archeologici, nelle indagini che voi avete compiuto, sono state ritrovate delle evidenze che ci possono consentire di dire che esisteva una cinta muraria, e parlo della cinta muraria mestrina, quella che Giovanni ci ha illustrato, anche prima dell'intervento veneziano? Immagino di sì, in parte, perché alcune torri, secondo me, non sono solo di epoca veneziana. Questa è la prima domanda, una curiosità. La seconda invece riguarda il fortilicium, cioè quella sorta di rocca, no? Che, come Giovanni ha detto poc'anzi, è uno dei risultati più straordinari di tutta questa operazione, perché di quella rocca non abbiamo più niente, ma la possibilità di averla ricostruita, e vi invito ad andare a vedere il modello, ma poi a tornare anche in Piazza Ferretto a guardare la torre dell'orologio. È straordinario immaginare questo manufatto, no? Ed è stato un manufatto che ha segnato la storia di Mestre, perché creando anche delle ambiguità nella terminologia dei documenti, no? Perché Giovanni ci spiegava che anticamente Mestre era difesa dal Castello Vecchio, cioè un fortilizio di cui si sa pochissimo, ma che sorgeva nell'area dell'ospedale, dell'ex ospedale Umberto I. Questo era chiamato il Castello Vecchio. Poi per molti anni molti storici hanno parlato del Castello Nuovo pensando alle mura di Mestre. In realtà il Castello Nuovo è questo fortilizio. Poi
quel fortilizio, che era un castello nuovo, ha dato il nome a tutte le mura, ma è comunque come dire, la struttura cardine di tutto il sistema difensivo, perché lì, se non sbaglio, Giovanni mi correggi, aveva sede il capitano, passavano le autorità, cioè in pratica tutte le funzioni principali che anticamente erano svolte nel Castello Vecchio sono passate nel castello. Di questo castello, con polemiche, ci sono state anche tra alcuni studiosi, parla per esempio Marin Sanudo, quando iniziando a fine 400, quindi ormai in tempi molto avanzati, parla di una rocca. Tutti hanno creduto che questa rocca fosse magari verso Torre Belfredo, in realtà è sempre questo fortilizio. Vorrevo sapere da Giovanni cosa ne pensava e se ci può raccontare qualcosa di più. Allora, premettiamo che non esiste uno scavo archeologico estensivo su tutta la cinta. Ciò che è venuto fuori è sempre frutto di scavi di emergenza, come purtroppo accade spesso. Allora, molte cose si dicevano nel video che purtroppo non ha funzionato. La cinta muraria a cui fai riferimento è la parengata che vedete qua in puntinata all'interno del Castrum Novum, e che faceva sicuramente riferimento sia alla Casa Torre dei Collalto che alla Torre Belfredo, che erano preesistenti. E quindi la primissima forma di fortificazione era ristretta al lato prendeva come punto di riferimento la torre della loggia, torre dell'orologio, insomma, e la Torre Belfredo era costituita da questa parengata di cui abbiamo traccia archeologica, traccia documentale, non tanto archeologica. E poi l'altra domanda? Sul Fortilicium, appunto, sappiamo per certo che era la sede della guarnigione, era sede del comandante e di tutte le personalità che si recavano in città. Noi nella ricostruzione che abbiamo fatto non avevamo tutti gli elementi per poter ricostruire soprattutto le altezze della fortificazione interna e della torre interna, quella che dà su Torre Belfredo. Quindi noi abbiamo fatto una ricostruzione la più vicina possibile, che darà il via al dibattito, così come 30 anni fa il plastico di Sbroggiò, che adesso è conservato alla torre, è stato innovativo e assolutamente fondamentale per generazioni di studiosi e di studenti che l'hanno vista. Adesso il dibattito può ripartire da questo plastico, che si basa su delle 30 anni, 20 anni di scavi archeologici, e tante cose sono state messe insieme. C'è da dire che cos'è che manca alla Mestre medievale? Manca un sunto di ciò che è stato trovato, e cioè un mettere a sistema tutti i risultati delle relazioni di scavo dei singoli scavi, in modo da creare una visione d'insieme della Mestre medievale. È il mio sogno nel cassetto, e stiamo elaborando un indice di questo saggio che dovrebbe, non so se vedrà mai la luce. Sta di fatto che sarebbe il passo successivo degno erede degli scritti di Dorigo, e è quello, credo, che Mestre si meriterebbe, insomma, per capire questa fase della sua storia. Grazie Giovanni, grazie tantissime, grazie anche a voi che siete intervenuti. Ci ha lanciato una sfida, ha detto anche che c'è un suo desiderio, e noi dovremmo impegnarci, e come Circolo Veneto faremo la nostra parte, per far sì che questo desiderio possa in qualche maniera cominciare a realizzarsi. E quindi con l'applauso che facciamo adesso al professor Papaccio ci impegniamo tutti in questa direzione.
E per testimoniare l'importanza dell'incontro di oggi, a nome del Circolo Veneto, do la parola al segretario generale del Circolo, la dottoressa, l'avvocato Polesi Silvia, sì, perché deve dare anche un piccolo presente, ma lascio la parola a Silvia a nome del Circolo Veneto. Sì. Sì, a nome del Circolo Veneto, per ringraziare il professor Papaccio, io adesso gli consegnerò questo oggetto, è un oggetto in vetro soffiato offerto dal nostro sponsor che è la vetreria Vistosi. Si tratta di 2 bicchieri da collezione. Ecco, sottolineo che si tratta di bicchieri da collezione perché ci auguriamo di averla ancora qui con noi e di poterla ringraziare nuovamente, così da arricchire questa collezione. La foto della consegna, altrimenti lo sponsor dice che non abbiamo consegnato nulla.